Va ora in onda È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Ma chiaro che è tutto un magna magna, il terzo tempo con Sammy Varin e poi me ne vado, ve lo prometto, vai, però ringrazio tutti i miei fan, ci sono quelli, dai, scrivete presente che sono in sintonia dalle 7:30 di questa mattina e non ci hanno mollato neanche per un attimo. Beh, è una controinformazione potente, non potete dir di no e soprattutto ci siete voi su Radio Libertà, ci sono le vostre telefonate in diretta, i vostri WhatsApp al 340 6709 659, ci sono i vostri territori, ogni segnalazione viene mandata in onda. Anche quelle di È tutto un magna magna e certamente il numero è sempre quello 340 6709 659 se avete eventi targati Lega oppure no da segnalare nel vostro territorio e cavolo prendete al volo questa cosa perché quando c'è Sammy Varin io li mando in onda. A proposito di cose da mangiare, vabbè, qui mi prendete per la gola. Tra poco, quando è che arriva? Il Ciocco Fest a Castelvetrano in provincia di Trapani. È un po' fuori zona per noi di Milano, però insomma Ciocco Fest nel Belice. Dal 28 al 30 marzo Castelvetrano diventa la città della dolcezza. Un weekend imperdibile, ricco di eventi, degustazioni, tantissime prelibatezze e naturalmente al cioccolato. 28, 29, 30 marzo Castelvetrano, Corso Vittorio Emanuele II, troverai un'esplosione di gusto con specialità irresistibili, tra cui c'è anche la lista: arancini al cioccolato, crepe farcite, pizze gourmet, waffle golosi, cassetelle e spince tradizionali. E poi c'è naturalmente l'Urban Tour tra i monumenti storici, le specialità gastronomiche a cura della Proloco, la street band, i laboratori didattici sulla lavorazione del cioccolato presso l'ex convento dei minimi. Insomma, si mangia e si beve, c'è pure il DJ set. Se avete parenti o amici o se mi state ascoltando da quella zona, Sicilia, Castelvetrano, Trapani, dal 28 al 30 marzo, il Ciocco Fest del Belice. Vabbè, cosa ci devo fare? Cioè, se si parte sempre da... se si chiama È tutto un magna magna, è tutto un magna magna. E allora, per par condicio, vi porto anche nella mia città, a Cassano Magnago, in provincia di Varese. Oh, che cavolo! A Cassano Magnago siamo pronti perché riapre i battenti una storica pasticceria proprio in centro che aveva chiuso l'altro anno. Siamo felici perché quando apre una pasticceria e soprattutto c'è l'inaugurazione e quindi riapre la pasticceria Cerati in centro a Cassano Magnago in provincia di Varese, avviata dall'ex assessore Maida che salutiamo, ma soprattutto l'inaugurazione ufficiale è prevista per questa domenica mattina. Chiaramente non oso dire che cosa ci sarà di buono da mangiare e tra i mangioni potreste trovare anche un certo Sammy Varin, perché no? Appuntamenti da non scordare: 340 67 09 659, inviate le vostre feste, le vostre sagre, lega non lega, non ce ne frega niente, l'importante è che siano robe anche mangerecce, come la sagra della Valtellina a Peschiera Borromeo, che è intorno a Milano, ragazzi. Sagra della Valtellina a Peschiera Borromeo, 28 marzo, 6 aprile. Non avete che l'imbarazzo della scelta. Presso il Parco Borromeo, in via Fabio Filzi, 28, 29 e 30 marzo, 4, 5, 6 aprile. Grande mangiata valtellinese nell'Interland di Milano. E che cavolo, e questa è la sagra degli gnocchi.
domenica 30 marzo, siamo nella zona di Roma, Nazzano, domenica 30 marzo in Piazza della Rocca alle 12:30 si apre lo stand gastronomico per la 20ª Sagra degli gnocchi. Gnocchi al sugo di castrato e di pomodoro, ma c'è anche lo spezzatino di pecora, le salsicce alla brace, cicoria alla contadina, patatine fritte. Se siete in zona Roma, domenica 30 marzo, Piazza della Rocca a Nazzano, la 20ª Sagra degli gnocchi. Veramente tutto un magna magna, eh. E salutiamo il nostro grande neosegretario della Lega di Rescaldina, El Grimoldi, che ci ricorda oggi 19 marzo la festa del papà. Auguri a tutti i papà, ma naturalmente anche a tutti i Giuseppi. San Giuseppe, oggi si ricorda San Giuseppe, la festa di San Giuseppe a Rescalda. Siamo nell'Interland di Milano. Dalle 9:30 la Santa Messa, oggi pomeriggio alle 15 il rosario, poi tè e biscotti, la messa per i papà defunti, i cori di Santa Cecilia e Clamor et Gaudium, alle 21:30 la proiezione del video Celitum Joseph, cioccolata e tè per tutti. E insomma, se siete a Rescalda questo pomeriggio potete anche incrociare il nostro Marco Grimoldi, che è quello che si occupa poi della gestione gadget di Radio Libertà. Abbiamo finito, non c'è più niente da mangiare. Ok, va bene, no, per sapere, magari c'era ancora qualcosettino. Allora ricordo l'appuntamento con l'intelligenza artificiale. Domani, no, il prossimo giovedì 27 marzo alle ore 19, però c'è la pericena, vedi, mi sembrava che ci fosse qualcosa. Dove? L'intelligenza artificiale a Brunello, in provincia di Varese, un evento che mi è stato segnalato proprio da Regione Lombardia. Giovedì 27 marzo, ore 19, a Pericena, a seguire il talk sull'intelligenza artificiale, la Lombardia che verrà, con Gabriele Fava, presidente INPS, Alessandra Pedrocchi, professore ordinario del Politecnico di Milano, Monsignore Luigi Mistò, presidente del Fondo di Assistenza Sanitaria della Santa Sede, Rinaldo Ballerio, presidente Elmec Informatica, Elisa Costantini della Life Science and Healthcare. Elmec Bistro, via Pret 1, Brunello, in provincia di Varese. Altri appuntamenti da non scordare, ringraziando il consigliere regionale della Lega che ce lo ha inoltrato, Emanuele Monti. Sabato 29 marzo a Padova arriva Matteo Salvini, ma arriva anche Luca Zaia e Roberto Calderoli. Sabato 29 marzo, ore 10, Fiera di Padova. Verso il congresso tutta un'altra efficienza, la sfida dell'autonomia. Spargete la voce. Padova, sabato 29 marzo, ore 10, Fiera di Padova, Matteo Salvini, Luca Zaia, Roberto Calderoli. E questi sono decisamente appuntamenti da non scordare, così come sono da non scordare su legaonline.it tutti gli eventi televisivi in compagnia della Lega che già sbirciate quotidianamente. Ultima segnalazione riguarda questo venerdì 21 marzo alle 16:30. Perché? Perché arriva Matteo Salvini, ma c'è anche Matteo Piantedosi, Giuseppe Valditara, in quel di Napoli. Venerdì 21 marzo, ore 16:30, Napoli, Città della Scienza, Sala Newton, via Coroglio 57. Anche qui, avvicinandoci al congresso della Lega, tutta un'altra sicurezza, la sfida della legalità. Ed adesso è veramente tutto, me ne vado. Grazie naturalmente a Francesco in regia, è proprio così, è tutto un magna magna, ma io ritorno domani mattina alle 7:30. A domani. Avete ascoltato È tutto